Una vera e propria bomba è esplosa questa sera a Napoli e voi, appassionati tifosi del nostro club, avete appena ricevuto un'informazione che potrebbe cambiare il corso del nostro mercato e dimostrare una volta per tutte che Giovanni Manna è un vero stratega. Come sempre, qui sul canale, potrete seguire tutto in prima persona. Quindi lasciate i vostri like, abbonatevi subito e attivate la campanella, perché quello che stiamo per rivelare potrebbe rappresentare un colpo da maestro nel calcio europeo. Con l'avvicinarsi della fine della stagione, il Napoli è a 3 passi dalla conquista dello scudetto e allo stesso tempo il lavoro dietro le quinte è in pieno svolgimento. Antonio Conte sta già pensando alla rosa per la prossima stagione. E Giovanni Manna sta lavorando in silenzio per portare rinforzi di alto livello. E qui entra in gioco un nome che potrebbe infiammare il mercato, Alejandro Garnacho. Il giovane argentino del Manchester United, noto per la sua esplosività e per il suo potenziale tecnico, resta nel mirino del Napoli e ci sono gli spiragli per un affare che, se realizzato, sarebbe semplicemente monumentale. Il Manchester United sta attraversando una delle fasi peggiori degli ultimi anni, tra instabilità sportiva e pressioni per raggiungere gli obiettivi del fair play finanziario. Ed è proprio qui che Manna vede l'opportunità, il valore di mercato di Garnacho. Un tempo di 70 milioni di euro potrebbe ridursi notevolmente, rendendo l'affare molto più accessibile. Il giocatore, classe 2004, porta con sé freschezza, velocità, coraggio nell'1 contro 1 e, soprattutto, il potenziale per esplodere in un nuovo ambiente. Esattamente quello che Conte vuole per ricostruire il settore offensivo del Napoli, che potrebbe perdere gente come Kvaratskhelia. Se riuscirà a chiudere l'affare a un prezzo intelligente, Manna consoliderà la sua immagine di artefice di una nuova era del Napoli, capace di leggere il mercato con freddezza, sfruttando i tempi e non cadendo nella trappola di spendere fortune per promesse gonfiate. Garnacho sarebbe più di un rinforzo, sarebbe il simbolo di un rinnovamento coraggioso, di giovani con talento e di un Napoli ancora più competitivo sulla scena europea. E con un nuovo centro sportivo all'orizzonte, il club sta dimostrando di pensare in grande, sia dentro che fuori dal campo. E ora tocca a voi, tifosi del Napoli. Pensate che Garnacho sia il sostituto ideale di Kvara? Pensate che Manna abbia fatto bene a puntare su questo tipo di opportunità? Commentate qui sotto e analizziamo insieme questa possibile mossa che potrebbe cambiare il livello del nostro club. E naturalmente, se vi sono piaciute queste informazioni esclusive, lasciate un super ringraziamento per supportare il canale e continuare a seguire tutto ciò che riguarda il nostro glorioso Napoli.